Cari telespettatori, eccoci insieme, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti. Adesso ve li presento subito, poi entriamo nel merito della nostra trasmissione. Allora, ben arrivata Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Ben ritrovato Massimo Cestaro, segretario CGIL del Veneto. Buongiorno. Grazie anche a lei. Allora, la tematica odierna è molto importante perché parliamo dell'importanza di essere attivi e partecipare anche alla vita politica in generale, non solo del nostro paese, del nostro comune, della nostra regione, ma dell'Europa dove ci troviamo, perché le decisioni che poi vengono prese, ponderate in Europa e poi arriveranno comunque anche sopra le nostre teste, sono determinanti per la nostra vita e lo abbiamo visto dalle più piccole cose quando parliamo di direttiva green, poi quindi di auto elettrica o non auto elettrica, di case coinventate, emissioni zero o quant'altro, di agricoltura in un modo o nell'altro, insomma a vari titoli, e poi entriamo anche nel merito del lavoro, delle pensioni eccetera, conta tantissimo. La partecipazione vuol dire partecipare a tutte le occasioni di manifestare un voto, perché un voto è la partecipazione immediata, diretta del cittadino, e cercando ovviamente di informarsi il più possibile. Allora, tanti dicono, ma che cos'è sta Europa, come decide, cosa fa? Insomma, informazioni tecniche specifiche molti non ne hanno, effettivamente non c'è tanta contezza se non chi esce di recente dagli studi o è del settore, e allora con i nostri ospiti cercheremo in qualche modo di darvi queste informazioni di servizio, facendovi capire quanto è importante essere attivi anche da questo versante e in un modo o nell'altro partecipare. È vero, segretaria? Partecipare è un diritto e un dovere che abbiamo come cittadini del nostro Paese, come cittadini dell'Unione Europea. Perché aver partecipato dopo dire non mi è andato bene, potevi andarci. Esatto, la partecipazione è il voto è partecipazione, perché chiaramente i livelli di partecipazione sono diversi per ognuno di noi a seconda del ruolo, ma tutti noi come cittadini e come cittadine abbiamo questo diritto-dovere di partecipazione attraverso l'espressione del nostro voto. Rinunciare è un errore perché qualcun altro decide per noi. E dopo c'è poco da lamentarsi. E dopo c'è poco da lamentarsi, giustamente. Allora, segretaria, spiegando ai nostri telespettatori, anche magari chi ha qualche anno in più e non ha avuto modo di studiarlo, diciamo così, sui banchi di scuola, quello che si vota con le elezioni europee, per esempio, che cos'è? Beh, allora votiamo le strutture democratiche della Comunità Europea, dell'Unione Europea. Unione Europea che nasce 80 anni fa dal disastro della Seconda Guerra Mondiale e proprio sull'idea che dopo insomma, i disastri delle due guerre serviva un periodo di pace. L'idea dell'Europa unita nasce proprio sull'idea di garantire la pace ai cittadini e alle cittadine del continente europeo. Infatti io chiedo dalla regia, ecco qua, le slide, le elezioni europee, questo è appunto per capire l'importanza, ma anche quella che per l'Europa una condizione straordinaria, perché le diceva usciva dalle macerie di due guerre mondiali e quindi come dire si inizia a parlare già durante come dire, il manifesto di Ventottene che viene redatto ancora in periodo di guerra da persone imprigionate appunto sull'isola di Ventottene per motivi politici e cominciano a ragionare di un'Europa che garantisca ai propri cittadini e cittadine la pace. Nasce su mettere insieme e scrivere delle regole perché la competizione economica non si trasformi in conflitto, perché lo vediamo purtroppo anche oggi che la definizione dei perimetri economici e dell'influenza si cerca di risolverla attraverso le guerre e quindi nascono le prime
comunità europee, prima legate al carbone e all'acciaio. Infatti io chiedo alla regia le tappe dell'Unione Europea di mettere appunto la slide per capire quelli che sono stati degli step, non è che si è arrivati a bomba all'Unione Europea. Esatto. Prima, come dicevo, nel 1951 nasce la comunità europea legata al carbone e all'acciaio, perché erano i due fattori, le due materie prime fondamentali, insomma, sulle quali anche si è combattuta la seconda guerra mondiale. Si prova poi a ragionare di una Commissione europea di difesa, che però, perché inizia la guerra fredda dopo all'inizio degli anni 50, che però non trova, diciamo, uno sbocco, e nel 57 con il Trattato di Roma poi si arriva al mercato unico europeo, quindi un'unione economica. Si parte da un'unione economica per garantire uno sviluppo omogeneo per i cittadini e le cittadine della comunità europea, dei paesi che aderiscono in quella fase. E nel 79 nei primi 9 Stati membri si svolgono le prime elezioni europee. Per la prima volta i cittadini di questi 9 Stati vengono chiamati ad eleggere i propri rappresentanti nella comunità europea. Nell'85 poi si ragiona, giustamente, perché con il trattato di Roma si raggiunge la comunità economica europea, ma alla libera circolazione delle merci, dei servizi, bisogna aggiungere la libera circolazione delle persone, dei cittadini e delle cittadine, altrimenti è una unione solo economica, e quindi il trattato di Schengen, al quale l'Italia aderisce poi nel 1990, se non mi ricordo male, e quindi la libera circolazione, si diventa cittadini della comunità europea, perché in quanto non esistono più i confini, le frontiere tra paesi europei, tutti noi, oltre a essere cittadini del paese di provenienza, siamo cittadini europei e possiamo circolare liberamente. Ecco, io chiedo alla regia magari se può mettere a tutto schermo, così possiamo vederlo anche meglio, proprio la slide relativamente a queste tappe, ma passiamo a quella successiva già, perché poi lei ce l'ha spiegate benissimo, perché quando parliamo di organismi dell'Unione Europea forse necessitano di una maggior visione d'insieme, perché per non tutti è così chiaro, perché dopo si arriva anche al Parlamento e si capisce perché. Certo, diciamo che questi sono trattati che disegnano l'Europa, che la disegnano, come dicevo, economicamente, che poi danno diritto di cittadinanza alle persone, ma come in uno Stato servono degli organismi istituzionali per governare questi fenomeni, e quindi la Commissione europea, che faccio un passo indietro, anzi il Parlamento europeo, che è quello dove siedono i 705 rappresentanti che vengono eletti dai cittadini di tutti i paesi europei. C'è poi, che è l'equivalente, diciamo, del nostro Parlamento, se vogliamo fare un parallelo. C'è poi il Consiglio d'Europa, che è il luogo nel quale si discute, si modificano e si adottano le leggi e si adottano insieme con il Parlamento le leggi della Comunità Europea. E poi c'è il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo è praticamente un organismo formato dai capi di Stato o di governo dei paesi che fanno parte della comunità, quindi dai nostri massimi rappresentanti. E poi c'è il Consiglio dell'Unione Europea, che invece è una specie di Consiglio dei Ministri, che ha delle geometrie, chiamiamole variabili, perché è formato a seconda degli argomenti di cui si tratta, dai ministri della difesa piuttosto che dai ministri della sanità, piuttosto che dai ministri dell'istruzione, a seconda, e così via, a seconda della tematica che si affronta, perché chiaramente non possiamo fare un Consiglio dei Ministri istituzionalizzato. Questi organismi lavorano insieme, mentre all'inizio della sua storia il Parlamento era solo un organismo consultivo, adesso invece questi consigli, le commissioni, il Parlamento europeo lavorano insieme e
approvano insieme, c'è chi propone come nel nostro Paese le leggi e poi il Parlamento europeo insieme al Consiglio dell'Unione Europea e alla Commissione vota e promulga le direttive che poi devono diventare esecutive nei nostri Paesi e quindi partecipare al voto del Parlamento europeo vuol dire anche partecipare alle scelte che in Europa si deve fare per avere una conduzione omogenea nel nostro Paese per affrontare situazioni economiche, situazioni legate alla sanità. Abbiamo visto cosa ci ha insegnato la pandemia. Senza la comunità europea, senza delle scelte fatte di comune accordo a livello europeo, forse non ne saremmo usciti così come siamo riusciti. Anche se adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità c'entrerà tanto e cambierà anche da quel punto di vista, quindi speriamo bene, ma che non succeda più nulla. I poteri del Parlamento europeo sono quindi importantissimi. Quando noi diciamo i parlamentari europei, vabbè, sono laggiù, vanno laggiù, eccetera, in realtà poi sono la voce dei cittadini e delle cittadine dei paesi che hanno votato, cioè il Parlamento europeo dà voce a noi cittadini attraverso l'espressione del voto, perché chiaramente non è pensabile che tutti si partecipi personalmente, no? È quello che avviene neanche nel nostro Paese, è l'elezione dei nostri rappresentanti, di chi vogliamo che sieda in quel consesso così importante, perché poi le scelte da prendere sono importanti per il futuro dell'Unione Europea ma anche degli Stati membri e quindi è la massima rappresentanza dei cittadini e delle cittadine. Certo. Rinunciare a partecipare, quindi rinunciare ad andare a votare vuol dire rinunciare a una parte della decisione che spetta a noi attraverso il voto. Assolutamente. E per quanto riguarda gli europarlamentari, che 76 sono per l'Italia, che non è un numero da poco, no, non è un numero da poco, sono 705 in totale, 76 sono più del 10%, i paesi avremo un peso. Abbiamo un peso perché i paesi sono 27, se non vero, 27. No, perché ogni tanto sono 27 e se noi abbiamo il 10% vuol dire di 705 vuol dire che siamo un paese importante dentro la comunità europea. E ancora di più diventa importante quindi dire chi vorrei che in qualche modo rappresentasse il mio interesse. Anche perché nel sistema di votazione del Parlamento europeo i cittadini possono indicare, scegliere fra chi è candidato a seconda delle liste, ma possono fare una scelta nominativa della persona da indicare al Parlamento europeo, quindi davvero un esercizio di democrazia e di partecipazione forse il più alto insomma in questo momento che noi possiamo esercitare. L'altra cosa importante da far capire quando si parla di circoscrizione nord-est, circoscrizione centro-Italia, sud-Italia eccetera, perché questi parlamentari hanno delle competenze in modo da avere una lente di ingradimento, di rappresentare quell'ambito territoriale. Queste sono le circoscrizioni, no? Sì, le circoscrizioni sono naturalmente più ampie di quando si fa una votazione per nazionale, quindi abbiamo, adesso anch'io devo guardarmi il numero esatto delle circoscrizioni, però per quanto ci riguarda è il nord-est che comprende l'Emilia Romagna, certo, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, perché si deve ragionare di aree vaste, come dire, avere una visione un po' più alta di quella che è insomma una visione più legata al panorama nazionale, quindi un legame con un territorio di provenienza che viene appunto definito anche per omogeneità. Insomma, noi sappiamo che anche a livello nazionale il nord-est ha alcune caratteristiche, il legame deve essere con questo territorio, ma avendo una visione più alta e portando, come dire, questa visione dentro
un panorama ancora più grande che quello europeo e quindi per fare, come dire, una mediazione delle nostre visioni per una visione collettiva più alta e più importante. Quindi per le parti sociali come il vostro sindacato è determinante l'Europa? E quindi voi rappresentate i lavoratori. Cioè è determinante per i lavoratori perché attraverso le norme, insomma, che vengono definite anche a livello europeo hanno un impatto importante anche sul livello nazionale e anche perché c'è la libera circolazione delle persone, dei lavoratori e delle lavoratrici, e quindi avere un'omogeneità di trattamento aiuta ad elevare la condizione delle persone e quindi dei lavoratori e delle lavoratrici. Faccio solo l'esempio di alcune delle ultime direttive anche in ottica di lavoro, cioè da una direttiva europea, quella sul salario minimo, che si è aperta una discussione anche nel nostro Paese. Infatti, c'è la pubblicità che incombe. Allora, no, era proprio per chiarire questo. Infatti questa era un po' anche la ratio di questa partecipazione anche vostra da parte del sindacato, oltre allo SPCGL. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, qualche secondo. Quando ritorniamo insieme diamo la parola anche allo SPCGL per far capire, quindi, per i lavoratori, per le parti attive, quanto è importante appunto perché sono in gioco, ma anche per chi pensa di essere fuori dai giochi, tanto fuori non lo è, perché abbiamo visto che ci sono decisioni che condizionano anche le persone che in realtà sono pensionate e che comunque continuano ad avere un ruolo importante, sempre cittadini europei siamo tutti. A tra poco.